Repubblica Marinare di Genova e di Pisa, che ora non potete strizzarci perfettamente, più di Savoia, in realtà i sardi erano anche piuttosto ignoranti, cioè non avevano mai avuto la possibilità di studiare, ecco, non ce n'erano scuole. Sono stati il periodo piemontese che hanno iniziato, anzi no, prima con gli spagnoli, l'Università di Sassari. Però questo nel 1600. Ma l'amore non ha bisogno di studi. Cosa? L'amore non ha bisogno di studi. Prescindere, io sto parlando di un'altra cosa però. Gli studi servono, le conoscenze servono. Come serve a me e a voi, serve conoscere anche la lingua italiana. La lingua italiana, la conoscenza della lingua è un'arma di cui disponiamo, che può essere un'arma di difesa e di attacco. La lingua è un'arma come tutte le altre. Comunque, io volevo esprimere un altro concetto, però. Voglio dire che noi oggi disponiamo di persone preparate, molto preparate, molti sardi sono professori alle università italiane, in Italia però, e non solo in Italia, c'è in Inghilterra, c'è negli Stati Uniti. Quindi voglio dire che noi oggi abbiamo un potenziale di conoscenze che forse non abbiamo mai avuto in presenza. Può darsi che un paragone si possa fare con l'agilità neuralgica come conoscenze, chiaramente contestualizzate con le. Quindi noi abbiamo una forma di potere di cui ancora non siamo pienamente consapevoli. Questa è una cosa fondamentale. Poi si è fatto questo 1.600.000 di personaggi che si muovono, che vagano su questo territorio. Non sono 300.000, non sono 200.000. Cosa voglio dire? Voglio dire che se l'Italia in un modo o nell'altro intendesse attuare una forma di genocidio più o meno mascherato, sarebbe un po' più difficile, perché siamo 1.600.000. Altra cosa, questo ve lo dico anche perché qualcuno mi fa ogni tanto il paragone con i corsi, che sono più coraggiosi di noi. I corsi sono 200.000 i corsi, se li mangiano in un boccone i corsi francesi, quindi è una cosa, noi siamo molto di più. Poi c'è un'altra cosa, la nostra posizione qui, la posizione geografica, e le parole che dice l'Italia, anche se non corrispondono ai fatti, metterebbero l'Italia in una grossa difficoltà internazionale se volesse attuare un genocidio in Sardegna. Quindi a noi non ci resta che vincere. Dobbiamo vincere per forza. Vorrei ricordare, ma questo lo faccio per farvi sorridere un pochino, che io non è che sia del tutto d'accordo per staccarci dall'Italia. Non sono del tutto d'accordo. Perché ogni tanto io penso alla storia d'Italia e penso a quando l'Italia, verso 400 d.C., insomma non fosse un grano preciso, aveva circa 5 milioni di abitanti. In quell'epoca 200-250.000 longobardi invasero l'Italia e sottomisero a quei 5 milioni. Ma allora scusate, noi potremmo, i rapporti sono più o meno gli stessi. Perché non conquistiamo l'Italia? Mettiamo le tasse, mettiamo le tasse, mettiamo la loro. Non è mica sicuro che debba vincere l'Italia. E allora non è mica sicuro che non convenga separarci. Se noi conquistiamo l'Italia, ecco, io posso dire una cosa, per farvi capire quanto sia grande la mia generosità. Se una volta conquistata l'Italia, gli italiani dovessero chiedere l'indipendenza, io non mi opporrei. Vuoi fare qualche domanda? C'è qualche curiosità? Siccome la presenza di Cainzo per me è ghiotta, per parlare di indipendentismo, quindi io poi vorrei arrivare. Siccome a partire dalla seconda metà degli anni 60 per tutti gli anni 70 si comincia a parlare di autonomismo, di indipendentismo, un folto gruppo di intellettuali si sviluppa proprio una teoria indipendentista e diventa un'utopia come tutte, appunto, come tutte le teorie politiche, è qualcosa di affascinante. Tutti vedono nello spazio
dalla presa di coscienza da parte dei sardi della loro sardità. Quindi siamo noi stessi, noi sardi, che dobbiamo comprendere, dobbiamo capire che facciamo parte di una nazione, quindi la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra economia. Siamo noi stessi che dobbiamo capire questo, e questo è quello che dicono gli intellettuali, e anche tu, Inzu, lo dici, che serve appunto una rivoluzione culturale. Dobbiamo partire dalla scuola, è nella scuola che dobbiamo cominciare questo processo di, tra virgolette, distaccamento. Però io dico, facciamo questo, però vi serve un passo successivo, perché molto spesso noi facciamo un paragone Sardegna, Irlanda, Scozia, Catalogna. Se andiamo a vedere bene le cose, c'è un paragone che non sussiste, per come la vedo io. Perché? Perché in questi paesi ci sono persone che lavorano notte e giorno per individuare, per fare un progetto di uno Stato. In Catalogna hanno fatto proprio uno studio, non è che si arriva al referendum e poi no, si arriva dal referendum dopo anni di lavoro, di progettualità. Il referendum è uno dei tanti step. Dopo il referendum ci sarà un altro passaggio, ci vorranno altri anni per arrivare ad un altro stadio, ma è tutto scritto, è tutto progettato. Si è fatto uno studio di tipo economico, si è fatto uno studio di tipo culturale, si è fatto proprio uno studio. In Sardegna questo non c'è stato. Ci siamo limitati a dire che noi sardi siamo una nazione, noi sardi abbiamo una lingua, dobbiamo mantenere questa. Però se vogliamo veramente, questo è quello che penso io, se un indipendentista dice che vuole comunque che la nazione sarda abbia la sua forza, abbia il suo Stato e possa decidere in un contesto, se vogliamo anche federativo, in un contesto quindi anche internazionale, credo che questo tipo di studio andrebbe fatto, perché io sono affascinata da queste teorie e dalla cultura sarda, dalla lingua sarda. Però se mi dovessero parlare di indipendenza avrei dei dubbi, perché per me sarebbe un salto nel buio. Un po' come nel 1946 quando c'era la scelta tra monarchia e repubblica, ma molti in Sardegna vinse la monarchia perché non si sapeva che fine avrebbe fatto, erano abituati alla monarchia e non sapevano quali erano, come si sarebbe sviluppata la loro vita con la repubblica, quindi infatti in Sardegna si scelse la monarchia. Io è questo che da tempo cerco di capire perché non si è fatto questo passaggio ulteriore. Io non so se Inzu vuoi, anche in termini, tu hai avuto relazioni anche con altri intellettuali, tu ti sei confrontato negli anni 70 e anche negli anni 80, quindi sicuramente non so se avete fatto questo tipo di discussione con... Allora, quello che diceva Valentina è stimolante. Io sì ci ho pensato molto. Noi siamo indietro rispetto a quei popoli, molto indietro. Tanto per quanto riguarda la parola rivoluzione, scarso di uso ci vorrei precisare. No, rivoluzione significa cambiamento radicale. Questo è il significato di rivoluzione. I cambiamenti radicali si possono fare in tanti modi. Si può fare sia in modo violento sia in modo non violento. Ci sono esperienze nel mondo in cui ci sono state rivoluzioni violente e ce ne sono altre in cui la rivoluzione è stata fatta in maniera non violenta. Comunque io ho scritto qui che Sardegna ha bisogno di 3 rivoluzioni. Una rivoluzione istituzionale che consisterebbe nel distacco della Sardegna dal Stato. Una rivoluzione culturale, dobbiamo cambiare il nostro modo di prepararci per la vita all'interno della Sardegna e nei confronti del mondo esterno, ma anche una rivoluzione sociale. Io sono del parere che le classi subalterne
in Sardegna devono avere uno spazio enormemente superiore a quello che hanno oggi, perché sono certo, non lo dico perché io sono figlio di un muratore, questo non c'entra nulla, lo dico per semplici osservazioni che io ho potuto fare come professore e anche come studente di psicologia a Cagliari. Nelle persone, qualsiasi sia il loro stato sociale, c'è un potenziale creativo immenso che non viene sfruttato. E noi per crescere come popolo abbiamo bisogno di sfruttare al massimo il potenziale che c'è nella nostra popolazione. Quindi se le donne fino ad oggi non hanno avuto gli spazi che meritavano, bisogna dare alle donne il massimo spazio, perché la mia esperienza mi dice, già la famiglia mi dice, che le donne hanno quantomeno la stessa potenzialità dei maschi, a volte superiore. Quindi poi altre classi che sono considerate subalterne devono avere il massimo delle possibilità di crescita intellettuale, di crescita culturale. Quindi io auspico 3 forme di rivoluzione: istituzionale, culturale e sociale. Per quanto riguarda poi i metodi, io ho detto qui, nel libro perlomeno, ho detto che preferisco i metodi non violenti. Per quale motivo? Per 2 ragioni. Una è una ragione di tipo morale, ma poi c'è anche una ragione politica. Che vantaggio potremmo avere noi un domani se la rivoluzione fosse tutta di tipo violento? Che ci sarebbero degli odi interni in Sardegna fra sardi italiani residenti, ci sarebbero degli odi fra sardi e italiani in Italia. Quindi a noi, dal punto di vista politico, oltre che dal punto di vista morale, vorrebbe che la violenza fosse ridotta al minimo o in. Ma allora che cosa facciamo? Abbiamo detto che siamo contrari alla lotta violenta. Poi su questo punto della lotta violenta dovete fare anche una parentesi, dopo la parola. Ma allora che cosa bisogna fare? Ecco, io vorrei che tutti fossero consapevoli del fatto che le lotte pacifiche sono costose lo stesso, sono molto costose. Perché quando uno fa una lotta pacifica, cosa vuol dire una lotta pacifica? Per esempio, mettiamo che 10.000 sardi domani, magari invalidi in sedia a rotelle, si straiano lungo l'autostrada del Sole. Quella è una lotta pacifica. Crea un grosso problema, ma è una lotta pacifica. E che cosa richiede però? Richiede una caratteristica che in linguaggio aulico, in linguaggio scientifico si dice culubrimu. Bisogna gente di carattere si vuole per fare le cose. Le lotte non pacifiche richiedono carattere e richiedono intelligenza. Le lotte non violente non sempre richiedono né grande carattere né grande intelligenza. Poi quella piccola parentesi che vi ho detto, ma chi è che c'ha le armi? C'ha l'Italia, noi non le abbiamo. È l'Italia che sta dimostrando al mondo di avere le armi. Come mai il governo italiano ha regalato 30.000 Kalashnikov ai ribelli curdi? Perché non le ha presi di lì? Scusate, hanno 30.000 Kalashnikov, ma i curdi non li hanno presi di lì. Lei non ha soldi, l'ha detto prima, non vi ricorda? Come? Lei prima ha detto che non ha soldi. No, ma quelli l'hanno regalato. Non è un guerra fondale. Mica l'hanno regalato. Abbiamo creato il primo nucleo dell'esercito territoriale sardo, quando vengono. Quindi non ne abbiamo. Allora, però vorrei completare questo discorso sulle azioni. Allora, nel 2013 il Papa attuale, rivolgendosi ai cristiani, ha detto: la preghiera senza l'azione è sterile ed inutile. Quindi cosa significa questo? Significa che se uno è cristiano, io sono agnostico, se uno è cristiano deve dimostrare con le sue azioni che è un cristiano, cioè deve fare azioni da cristiano. Io, come come persona che desidera la libertà del suo popolo e il progresso del suo popolo, ho fatto quel poco che ho potuto fare. Le tesi di laurea, che comunque non hanno riguardato solo me, hanno riguardato me e le 2 studentesse che hanno voluto farle, quindi non sono solo io. Ho fatto gli esami sardo,
ho trattato Pertini un po' così, un po' diciamo così, e faccio quelle piccole cose che posso fare. Cose non violente, se ne possono inventare 10.000, tutte anche significative, incisive anche, però qualcosa bisogna rischiarla, qualcosa bisogna pagarla. Noi non possiamo credere e sognare che un domani il capo del governo italiano dice ma quanto sono simpatici questi sardi, diamogli la libertà. Siamo matti se facciamo queste considerazioni. L'Italia non mollerà la Sardegna fino a quando non sarà costretta a mollarla. Non c'è scampo. La Sardegna è di un'importanza straordinaria per l'Italia. Non solo per l'Italia. Non solo per l'Italia, ma appunto, siccome l'Italia è subordinata ad interessi più forti di essa, allora l'Italia ha molto piacere di tenersi la Sardegna. Io mi chiedo certe volte, ma perché, non so, nella zona di Viterbo o a Frascati non mettono qualche base militare? Perché non fanno qualche esercitazione? Perché? Perché le fanno qui? In Italia ce n'è spazio, ce n'è moltissimo spazio. Ma perché proprio qui allora? Bassa densità di popolazione. Come? Bassa No, densità non di è solo popolazione. quello, non è solo quello. È il punto strategico. Qui Sardegna Masera, troppo Masera. Sì, troppo Massueti, siamo troppo Massueti. Altra cosa, quelle esercitazioni che fanno in Sardegna non le fa solo l'Italia. Qui in Sardegna vengono testate delle armi fatte da altri paesi, e qui pagano fior di quattrini all'Italia per poter fare le esercitazioni in Sardegna. A casa nostra. In questi giorni. Prego? In questi giorni. Ma sempre. Gli dà solo anche Poi c'è una lavoro. cosa, quando è venuto Pertini, noi avevamo 20.000 ettari circa di servitù militare, capito? Oggi ne abbiamo circa 35.000 ettari. Quando è venuto Pertini ancora non c'era l'inquinamento che c'è oggi. Oggi abbiamo 445.000 ettari di territorio inquinato e nessuno sta disinquinando, tutte balle, perché non hanno fatto nulla finora. A Porto Torres, io lavoravo, non è che lavorassi, andassi regolare, però quando ero all'università ogni tanto lavoravo sulle petroliere, nel senso e sui laboratori della SIR, della Società Italiana Resine, andavo a fare dei controlli sul carico in entrata e in uscita sui prodotti. No? C'era già allora un inquinamento spaventoso. A me avevano offerto di lavorare alla SIR, io mi sono rifiutato, perché nei laboratori c'era fluvi di fenolo, di ciclosano di fenolo. Molti lavoratori della SIR non sono andati in pensione, sono andati ricoverati in ospedali italiani e là sono morti perché erano intossicati. Quindi, dicevo, ci sono svariate ragioni per le quali io penso questo, più penso a queste cose, più mi guardo intorno e più mi trovo confortato nell'idea che dobbiamo fare qualcosa. Quello che diceva Valentina è comunque giusto. Perché non si fanno dei passi in avanti? A mio parere, come dicevo, i passi in avanti richiedono azioni. Nessuno vuole rischiare. Eppure bisogna rischiare. Se vuole fare una lotta pacifica, bisogna rischiare. Io la mia parte la farò. Più mi fanno, se dovessero farmi paura, la farò ancora di più allora. Beh, dopo 70 anni non arrestano più, mi hanno detto, no? Non mi arrestano più. Dopo 70 È la cosa migliore, la cosa più simpatica è quella di farmi fuori. E magari farmi fuori da un sardo, qui si guadagna qualche milione di euro. Io mi sento fiducioso, credo che non ci riusciranno, che non lo faranno comunque. Ad ogni modo, bisogna agire. Per agire bisogna usare molto l'intelligenza, prima di tutto l'intelligenza. Io credo che questa sia l'arma più potente che noi dobbiamo utilizzare. Essere intelligenti. Essere intelligenti è imparare da quel ragno di cui vi ho detto qualcosa poco fa. Il ragno si è avvicinato alla formica quando già la formica, senza rendersene conto, aveva fatto dei passi sbagliati. E quando pure la formica aveva fatto dei passi sbagliati,
il ragno non si è mai avvicinato troppo, però la rimbolicata. Da me che la rimbolicata si cava in città, dove sua, si può mancare. Vogliamo prendere l'esempio del ragno. C'è Antonio Momeri. Buonasera, grazie professore. Complimenti anche per l'organizzazione di questa bella serata che a me personalmente mi ha arricchito molto, però me la consulta ripassata. Volevo chiederti se il 50% dei saldi si seguissero da domani, no? Economicamente come potremmo, diciamo, gestirci senza l'Italia? Perché l'Italia ci dà di più a noi, perché poi alla fine la salute e il denaro sono le cose che contano. Come, diciamo, potremmo gestirci se fossimo economicamente, se fossimo autonomi rispetto allo Stato italiano, perché le intelligenze ci sono, insomma. Abbiamo un sacco di conoscenze, un sacco di personaggi, però dal lato economico, ecco, come potremmo gestirci? Questa è la domanda. Allora, io credo che quello che credete voi, se domani la Sardegna, proprio domani, la Sardegna fosse uno Stato indipendente dove non avremmo le forze per reggerci in maniera adeguata. Non è possibile. Poi non basta, se la Sardegna dovrebbe arrivare, secondo il mio parere, la Sardegna dovrebbe arrivare all'indipendenza facendo una serie di passi che non riguardano semplicemente l'economia, riguardano anche altri passi. Mettiamo che sia indipendente domani. Chi ci garantisce che dopo domani non arrivino dei paracautisti da una qualsiasi altro Stato e occupano le principalità della Sardegna? Nessuno. Quindi noi al momento dell'indipendenza dovremmo essere forti anche militarmente. Che ci piaccia o che non ci piaccia. Anche se non siamo particolarmente bellicosi, se non vogliamo far del male a nessuno, però almeno noi dobbiamo difenderci. Perché sicuramente se oggi la Sardegna non fosse controllata dalle forze armate italiane e fosse totalmente sguarnita, qualcuno cercherebbe di prendersela. E questo è nella natura delle cose, e non c'è da stupirsi. Poi figuratevi cosa potrebbe succedere ad una splendida ragazza se, mettiamo che abbia 18 anni, se una sera passeggiando per Sarda a una certa ora tutti sapessero che è indifesa e indifendibile. Ma voi ve lo potete immaginare cosa può succedere? Io sì, anche voi. Ma senza essere una splendida ragazza, se uno di voi gira per Sarda e tutti sanno che non si può difendere in nessun modo, però ha un morsello con qualche migliaio di euro, ma quanti passi credete che potrebbe fare? Quindi non occorre soltanto poter vivere e mangiare, ma occorre la forza legale. Quindi io penso a una serie di tappe che ci possono portare al momento del raggiungimento dell'indipendenza, avere quel tantino, almeno minimo indispensabile, sia per vivere, sia per poterci difendere. Come si possono fare queste tappe allora? Io mi riallaccio in parte a ciò che diceva Valentina. Noi intanto dobbiamo preparare dei piani, dobbiamo agire e dobbiamo arrivare fino al punto che l'Italia abbia interesse a contrattare con noi. Se siamo troppo deboli, ci ride in faccia, poi ci siamo troppo deboli, non ci considera per niente. Ma se una serie di azioni non violente ma incisive le creasse dei problemi, a un certo punto, se non possono far fuori le persone, vogliono contrattare. Dici, ma cosa vuoi alla fine? Che cos'è che vuoi? Ecco, a questo si può arrivare. In tal caso, io chiederei qualcosa. Non chiederei a luna, chiederei qualcosa e mi rafforzerei. Passato un altro po' di tempo si inizierebbero altre azioni. Però volete che vi dica, io non sono esperto di nulla, ma
ma vediamo che il sistema informatico gli salti per aria e che si trovano in difficoltà a estreme con dei sistemi informatici e non violento. Allora, prima o poi si arriverebbe di nuovo a contrattare. Dice, ma cosa vuoi? E io vorrei costare un pezzettino e intanto per la nostra strada. Forse, arrivati a un certo punto, se le nostre forze dovessero diventare discretamente robuste, potremmo dare una spada. Considerate anche un'altra cosa. Io nel libro ho spiegato una cosa. Da due parti del mondo sono venute le nostre maggiori disgrazie, dalla Spagna e dall'Italia. Dalla Spagna con i catalani aragonesi e poi gli spagnoli. Dall'Italia già dal tempo dei Romani. Quindi noi siamo almeno 2000 anni che ci stanno rompendo l'anima e ci stanno strizzando bene. Quindi, secondo il mio parere, l'Italia ha il dovere, anche in questo caso che gli piaccia o che non gli piaccia, di finanziare la fondazione del nostro Stato. Cioè noi dobbiamo portare l'Italia, dobbiamo costringere in qualche modo l'Italia a essere lei stessa a fornire dei capitali. E questo è chiaro che se lo diciamo oggi si fa una risata, ma noi dobbiamo mettere nelle condizioni tali che non possa più di noi. Questo è il mio parere. Altri interventi? Se no chiediamo. Sì, prego. Riguardo la lingua in particolare, riguardo la lingua sarda, piacere? Riguardo la lingua sarda, cioè, mi viene da pensare, no? Cioè, siccome siamo sempre in divenire con la lingua, non è mai statica, e perciò fa sempre in divenire. Perciò pensando a periodi passati, quali possono essere quelli di invasioni precedenti, che lei ha accennato, dei romani, ma anche precedenti con dei cartaginesi, no? Noi diciamo abbiamo delle eredità di queste lingue, perciò la lingua sarda è solo un accumulo alla fine di tanti processi di invasioni, di commistioni, insomma, no? Di popoli. E alla fine noi siamo il risultato finale di tutti questi popoli che ci hanno invaso, con cui abbiamo potuto fare. E perciò, insomma, la lingua sarda non è nient'altro che l'accumulo. Il risultato finale è questo, la nostra lingua, no? Che poi all'interno della Sardegna stessa ci sono tante lingue in base alle invasioni, in base alle frequentazioni. E questo è il risultato. Cioè, perciò alla fine noi sì, abbiamo la lingua dei nostri genitori, dei nostri antenati, dei nostri avi, che però è andata sempre trasformandosi. E sarà così anche in seguito comunque. Cioè, volevo un suo parere riguardo questa questione. Allora, io parlo dell'Udinese, io sì, non lo parlo perfettamente sicuro. Se io prendo i condagli che sono scritti in una lingua che io capisco, però non è che ci siano queste grandissime differenze. E in ogni caso io concordo sul fatto che ci sono stati degli accordi di altre lingue. Chiaro. Se voi prendete la lingua inglese, voi vedete che la lingua inglese è farcita di parole che sono provenienti da tutto il mondo. Perché loro quando facevano dalle colonie anche prendevano vocaboli. E ci sono parole italiane, ci sono parole francesi, ci sono un sacco di cose. Questo non significa che la lingua inglese non esiste, anche se c'è queste farciture, esiste. Per quanto riguarda il sardo, oggi ci sono delle polemiche su quale lingua potrebbe essere la migliore o la peggiore, non so. Allora, la mia posizione è questa. Io lascerei tutto come sta, nel senso che i capitanesi parlino quello che parlano, mi fa anche piacere. Ognuno parli quello che può parlare. Nel frattempo, come punto lingua di riferimento per un congruo numero di anni, lascerei ancora la lingua italiana come punto di riferimento per un eventuale contenzioso. Cioè, voglio dire, se lui mi
lascerei per un certo numero di anni. Nel frattempo cercherei di favorire l'interscambio culturale all'interno dell'isola, cioè cercherei di favorire la conoscenza degli uni degli altri, della lingua degli uni e degli altri. Col tempo si potrebbe creare una collega, cioè con il tempo si potrebbe creare una lingua accettata da tutti, come poteva essere forse in epoca giudicale. Quindi io tutta questa fretta non ce l'avrei di scegliere qual è la lingua unica. A me non me ne importa nulla se l'udinese, che veniva considerata la lingua sarda vera, è la lingua più importante, non fa assolutamente nulla. A me interessa che ci capiamo, a me interessa che facciamo i nostri interessi, a me interessa che riduciamo tutte le occasioni di contrasto fra noi. E sulla lingua io non contrasto per niente. Io quando telefono, mi capita Oreste Pili, che era un imputato con me al processo, lui di Capoterra, Isabella del Capo del Reggio e da quelli non chiedeso. E non parla mai in italiano, e non compreso anch'esso. Non c'è questo problema. L'importante è capirsi, e l'importante è avere degli obiettivi comuni e imparare a procedere per obiettivi comuni. Poi se ci sono contrasti li risolviamo, cerchiamo di capirci, insomma, non è che tu abbia sempre ragione o che io abbia sempre ragione, non è questo il problema. C'è attualmente il problema anche della grafia. Voi chi leggerà il libro noterà che io non ho seguito quella grafia che non piaceva a me. Un domani, se dovessi scrivere un altro libro, io probabilmente cercherei di fare un'operazione come quella a cui accennavo. Se a un certo punto c'è una frase in capitalese che mi piace, io la leggo, anche se non è importante. Questa operazione non è così, non ci ho pensato io, ma ci ho pensato anche a seguito degli studi che ho fatto. Un greco, Senofonte, adesso dirvi l'epoca precisa non me la ricordo. Comunque questo Senofonte a un certo punto ha dovuto guidare 10.000 mercenari greci che combattevano per Serse, che era il capo della Persia. E allora lui ha scritto questo rendiconto di tutte le vicende che hanno avuto in un anno di battaglia, e lui non ha usato l'ateniese, lui era di Atene, non ha usato l'ateniese, lui ha usato anche l'ateniese ma mescolandoci un po' di spartano, un po' di altre cose. E allora mi è sembrata una buona